Mafia, criminalità comune, contrasto all'immigrazione clandestina. Un anno intenso di lavoro per la Polizia di Agrigento, che oggi ha festeggiato il 160° anniversario della nascita del corpo, e lo ha fatto nell'incantevole scenario della Valle dei Templi. Ai piedi del Tempio della Concordia, il questore Giuseppe Bisogno, nelle 25 pagine della sua relazione, ha spulciato dati e cifre dell'attività svolte dal 1 maggio 2011 al 30 aprile 2012. In dettaglio sono state riportate le operazioni anticrimine, le attività di prevenzione e quelle relative all'immigrazione clandestina. Nella lotta alle organizzazioni criminali è da ricordare l'operazione antimafia Maginot della squadra mobile, con l'arresto di 10 soggetti ritenuti fiancheggiatori dell'ex capo di Cosa Nostra Agrigentina Giuseppe Falsone e il sequestro di 15 aziende per un valore di 7 milioni di euro. Nella lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti un duro colpo è stato assestato ad una rete di spacciatori che operava nel comprensorio di Canicattì e l'operazione antidroga Strike, con decine di provvedimenti cautelari notificati a giovani locali. Tra i grandi risultati investigativi c'è l'inchiesta self-service, che ha provocato un vero terremoto giudiziario al comune di Agrigento. 11 le persone arrestate dalla Digos per un vasto giro di tangenti per ottenere autorizzazione e concessioni edilizie. Il 2012 è stato l'anno dell'esodo di migliaia di persone dalle coste africane a Lampedusa. Complessivamente sono sbarcati 32.609 immigrati. I decreti di respingimento ed espulsione sono stati 7.128, rilasciati 1.891 permessi di soggiorno. E ancora, l'Ufficio Misure di Prevenzione ha notificato 59 fogli di via obbligatorio e 20 DASPO, il provvedimento che vieta di assistere alle manifestazioni sportive. L'attività dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nel periodo in questione si è concluso con 23 arresti, 53 persone denunciate in stato di libertà e 2 sequestri di droga. Del contrasto alle violazioni al codice della strada rilevate 11.106 infrazioni, di cui 814 per velocità, 366 per il mancato uso della cintura di sicurezza e 200 per quello del casco. Scoperti 151 taglianti di assicurazione falsi. In ultimo sono stati 155 gli incidenti stradali rilevati, dei quali 6 mortali e 111 con feriti.